Ben ritrovati cari telespettatori. Allora, quest'oggi affrontiamo insieme alle nostre ospiti, a questo punto ve le presento subito. Ben arrivata dottoressa Cristina Trevisan, segretaria generale dell'EOFound Onlus, grazie di essere qui con noi. Grazie. E anche la dottoressa Andrea Viecelli Giannotti, psicologa, psicoterapeuta, membra del consiglio direttivo dell'EOFound, di un gruppo di ricerca sul lutto traumatico. Grazie anche a lei. Buongiorno, grazie. Parliamo di un tema molto importante, estremamente delicato, che riguarda tantissime persone, perché il lutto traumatico e le modalità migliori per affrontarlo è una questione che riguarda veramente tante persone. Il lutto traumatico è quel lutto, quella mancanza inaspettata, improvvisa. A volte sì, si è a conoscenza che la persona verrà a mancare, ma nel momento in cui manca è sempre un mancamento stesso per le persone, di una persona a noi cara, di un parente, un genitore, un figlio, un amico, qualcuno che è legato a noi. Come affrontare questo lutto? È difficilissimo, per alcuni risulta quasi insuperabile, blocca l'esistenza, blocca le prospettive di crescita della persona, che davanti a sé vede il buio più totale. Altri riescono ad affrontarlo, lo accantonano, però poi c'è questo nodo che torna fuori. Insomma, ci sono delle diverse modalità, ci sono dei supporti soprattutto che possono dare un aiuto. Questa è la cosa più importante. Noi cerchiamo di darvi delle possibili soluzioni, e allora esiste una Onlus, una fondazione, la De Leo Foundation, che è stata fondata dal professor Diego De Leo, psichiatra, che è venuto anche più volte, il nostro ospite, di cui noi abbiamo qui la signora, la moglie, che però è segretaria generale, che adesso ci racconterà, che hanno creato questa fondazione con delle professioniste, delle psicologhe e psicoterapeute che sono specializzate nella ricerca continua, supportate appunto dal professore, sulle dinamiche del lutto, e dei gruppi di sostegno, di mutuo aiuto, di sollievo. Insomma, cercare di uscirne per continuare a vivere nel modo migliore possibile e quindi rendere oggettiva questa mancanza. Dottoressa, è difficile, difficilissimo, però voi intanto avete fatto un passo importante. Da diversi anni, 2007, avete deciso di creare questa Onlus. Ci racconti un attimo in breve la storia di questa fondazione? Sì, purtroppo nel 2005 io e mio marito abbiamo perso i nostri figli in un incidente stradale. A seguito di questo, ovviamente il dolore è stato così grande, e soprattutto lo shock, che ci siamo un po' persi. Poi degli amici, un paio d'anni dopo, ci hanno suggerito che poteva essere una soluzione per noi, vista anche la professionalità di mio marito, di occuparci, di fondare un'associazione e di dare aiuto a dei genitori come noi che avevano perso i figli o un parente o una persona cara per un lutto traumatico. Questo anche c'era venuto perché noi stessi abbiamo cercato anche in rete un aiuto a quei tempi, che però non c'era. Per cui è venuto un po' così, abbastanza da sé l'associazione. Poi ci sono voluti un po' di anni perché noi fossimo in grado di potercene occupare, perché non sono cose che... sono dolori che uno si porta dietro, che non riesce a affrontare bene da subito, è frastornato, e poi pian pianino invece abbiamo cominciato a occuparcene. Adesso dal 2007 appunto sono quasi 12 anni che ce ne occupiamo, e in modo professionale, sì, organizzato all'interno dell'associazione. Noi abbiamo da subito avuto un numero verde, cioè un numero gratuito a cui le persone potevano rivolgersi e con il quale poter mettersi in contatto con noi e iniziare un percorso, cioè venire, avere dei colloqui, oppure partecipare a
a dei gruppi. Poi è diventato anche un helpline, cioè le persone possono attraverso il nostro numero verde avere anche un'assistenza, ecco, cioè immediata, perché ci chiamano da tutta Italia, per cui e noi diamo sia delle informazioni su altre associazioni come le nostre sul territorio, se ci chiamano dal Lazio o dalla Basilicata, oppure se le persone vogliono al telefono possiamo aiutarle, insomma, a stare al telefono con loro, darle indicazioni. Quindi questo è estremamente anche importante, tra sì. l'altro. La vostra equipe base da chi è costituita? Allora, c'è mio marito, poi ci sono delle psicologhe che sono con noi da molto tempo, che sono la base, e più abbiamo dei tirocinanti dell'università, abbiamo una convenzione con la psicologia con l'università, e poi abbiamo anche dei volontari che fanno un lavoro molto importante, e questi volontari sono formati da noi, perché noi all'interno, cioè non è che è un argomento che si può affrontare così se non si è formati appositamente, perché le persone da noi vengono soprattutto per capire cosa si può fare e quali sono le possibilità di reinventarsi una vita, di trovare un po' di serenità, di un nuovo progetto, ecco. Voi siete riusciti a trovarlo, quindi, in qualche modo? Si può superare? Sì. Devo dire che si possono trovare delle soluzioni che ti facciano andare avanti e avere appunto degli obiettivi e uno scopo nella vita, per cui sì, in un certo senso non è che si supera, ci si ricrea in qualche modo, no? E comunque l'associazione è anche per noi stessi un grande aiuto, perché sì. Dottoressa, lei si è avvicinata a questo gruppo sta lavorando in questo gruppo di ricerca. Qual è stata la leva che l'ha spinta ad inoltrarsi proprio in quest'ambito, che è molto particolare, tra l'altro, non è così frequente, perché tanti professionisti spaziano in vari ambiti, però è difficile trovare qualcuno che sia veramente specializzato. Diciamo che nel mio percorso universitario mi sono sempre interessata alla clinica del trauma, e poi mi sono proprio specializzata in psicologia delle emergenze sanitarie, quindi questo era un ambito che trovo molto interessante proprio per l'aspetto emergenziale, cioè sulla possibilità di offrire un aiuto immediato. L'incontro con l'associazione è stato un incontro forse voluto anche dal destino, ecco, io ho conosciuto il professore e sono stata immersa, diciamo, nel suo mondo. E devo dire che questo tema è un tema che avvicina molto le persone. Io credo che sia questa un po' la vocazione, nel senso che si ha a che fare con un dolore molto grande. Le persone arrivano molto bisognose e si sente di poter realmente offrire un aiuto concreto a queste persone. Ecco, c'è un po', diciamo così, una frase che mi colpiva: non siete soli, il problema è la solitudine. Anche lei sì. Sì, la solitudine, diciamo che il nostro slogan infatti è proprio non sei solo, perché spesso chi vive un lutto traumatico, come un po' prima diceva la dottoressa, può capitare di sentirsi isolati, di essere soli, di provare anche un senso di vergogna c'è anche un tabù sociale rispetto a questo, non solo rispetto al lutto in generale, ma anche proprio nel proprio ruolo sociale, nella propria identità, che viene stravolta da un giorno all'altro. Le persone fanno fatica a chiedere perché hanno paura di come mi avvicino a una persona che ha subito questo lutto, che cosa posso dire, come posso essere utile. E quindi questo può portare le persone a appunto sentirsi molto sole. Assolutamente. Allora, quali sono le tipologie di supporto che molti chiedono, che si aspettano, chi si avvicina a voi, che tipo di aspettative viene ad avere? Dottoressa? Sono soprattutto genitori che hanno perso un figlio per incidente stradale, o soprattutto anche genitori o fratelli che hanno avuto un suicidio. Sì, quello è
sono le persone che più hanno difficoltà, perché soprattutto una morte per suicidio è una morte che si porta dietro, oltre a tantissimo dolore, tantissimi anche sensi di colpa, c'è tanto tabù e difficoltà proprio ad affrontare la vita di tutti i giorni, per cui loro sono le persone forse più bisognose. E poi sì, abbiamo anche cioè, noi trattiamo tutto quello che è lutto traumatico, cioè incidenti sul lavoro, suicidi, sempre traumi, cioè sempre praticamente quando una persona esce la mattina di casa, un marito, una moglie, un figlio, li si saluta e poi la sera non ci sono più. Ecco, queste situazioni in cui uno oltre a c'è proprio lo shock, e questo porta delle altre. È stata una scelta nostra di occuparci, perché ovviamente il lutto è un lutto per tutti, non è che solamente il lutto traumatico, però noi abbiamo cercato di specializzarci in questa cosa anche per dare un servizio migliore, insomma, alle persone. E poi era la cosa che insomma, conoscevamo più da vicino. Assolutamente. Allora affrontiamo varie tipologie di lutto, appunto, perché sempre lutto è effettivamente, come diceva la segretaria, la dottoressa, però ci sono varie motivazioni che inducono, che provocano questa cosa qui. Il suicidio, glielo chiedo perché riguarda anche molto i giovani, tra l'altro, e per i genitori è qualcosa di straziante, proprio per le domande che poi un genitore si fa: dove ho sbagliato, dove dovevo intervenire, ho detto quella frase, forse ha sortito quell'effetto. E questo va a menomare poi anche l'ambito della vita di coppia, tra le altre cose, come tanti lutti nell'ambito delle famiglie, perché mettono in discussione la dinamica stessa, la stabilità della coppia. Allora, come viene affrontato dal punto di vista psicologico di una professionista come lei, psicoterapeuta, il suicidio, chi subisce il lutto del suicidio? Beh, guardi, innanzitutto le reazioni comuni a una perdita per suicidio spesso sono i sensi di colpa, la vergogna e la rabbia. Le persone sentono il bisogno di trovare una causa. E quello che noi diciamo alle persone che incontriamo ogni giorno è che a livello proprio anche scientifico noi sappiamo che non c'è una singola causa che può portare a una morte per suicidio, e questo può essere molto utile per alleviare i sensi di colpa che possono provare i familiari o le persone vicine. Quindi il suicidio, innanzitutto noi facciamo una sorta di psicoeducazione proprio su questo fenomeno, cioè è multideterminato. Ad oggi non abbiamo ancora un fattore unico che ci può dire perché una persona sceglie di togliersi la vita, e questo innanzitutto può sembrare una comunicazione diciamo ovvia, banale, ma non lo è affatto per chi subisce questo tipo di lutto, perché inevitabilmente la domanda è: potevo fare di più? Che cosa ho sbagliato? Forse è colpa mia. E qui si inizia già un po' a provare con la persona a dare un significato diverso a questa perdita e a crearne uno proprio, soggettivo, perché le risposte a volte, nella maggior parte dei casi, non ci sono, restano tanti punti di domanda. Quindi come li aiutiamo? Li aiutiamo a poter significare loro la perdita di un proprio caro e poter anche riuscire a tollerare questa incertezza che resta. Assolutamente. Torniamo a parlare di questi temi, poi se voi avete delle domande anche da casa potete farle con i messaggi e li leggiamo ai nostri ospiti, alle nostre esperte. Andiamo in pubblicità, poi ci rivediamo insieme.